Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buongiorno a tutti, sono Sara De Grandi, direttore risorse umane di ENAIP Veneto. Qui con me Alessandra Sgotti, che si occupa, è responsabile della sede di Rovigo e Portoviro, e Giulio Montresor, che è un nostro formatore della sede di Isola della Scala. Insieme oggi faremo una panoramica sui profili professionali che lavorano all'interno della formazione di un ente di formazione professionale. E prima di tutto chiedo a voi un aiuto. Vorrei sapere quali sono le vostre aspettative. E quindi qui alle mie spalle comparirà adesso un Q-code. Vi chiedo di inquadrarlo e di rispondere a questa domanda. Quali sono secondo voi i profili che lavorano all'interno della formazione professionale? Quali sono i ruoli, le persone che lavorano all'interno della formazione professionale? Di cosa si occupano secondo voi? Attraverso le vostre aspettative poi con la nostra panoramica cercheremo di capire se in qualche modo le abbiamo soddisfatte. Lascio un po' di tempo a voi qui in sala e anche a chi ci sta ascoltando in remoto per rispondere. E direi che man mano che arrivano le vostre risposte le vedremo comparire a breve dietro le nostre spalle, ma partirei subito con una domanda ad Alessandra. Ve l'ho presentata come una responsabile di sede, quindi qualcuno anche qui in sala, qualcuno a casa si starà domandando: ma perché Alessandra non sei un dirigente scolastico? Innanzitutto buongiorno a tutti. Dunque, io non sono un dirigente scolastico perché in un centro di formazione professionale non c'è solo la scuola. Mi spiego un po' meglio. I nostri centri di formazione professionale lavorano su diversi ambiti. Diciamo che le due macro aree in cui possiamo suddividere il lavoro di un centro di formazione professionale è quello dell'area giovani e quello dell'area adulti. Nell'area giovani c'è la scuola di formazione professionale, quindi i percorsi rivolti ai ragazzi che affrontano il percorso della scuola secondaria di secondo grado, quindi della scuola superiore, dai 15 fino circa ai 18 anni, con diverse tipologie di percorsi, perché c'è un percorso triennale che poi però può essere verticalizzato in quarto anno, quinto anno e così via. Poi a noi piace pensare però che qualcuno che inizia possa anche proseguire e quindi al compimento della maggiore età non è più un giovane ma entra in quella che per noi diciamo è l'area adulti. L'area adulti è un altro dei nostri core business e si suddivide a sua volta con i servizi al lavoro e alle imprese e con i corsi a catalogo, quindi i corsi che noi facciamo pagare agli utenti esterni che richiedono di poter eseguire da noi un percorso di qualifica. Ad esempio abbiamo sentito prima tutta la panoramica sull'operatore sociosanitario, quello è uno dei corsi ad esempio che noi eroghiamo a catalogo. Mentre nei corsi per i servizi al lavoro alle imprese esiste tutta un'area che è quella dei corsi finanziati, con finanziamenti diretti, indiretti, che provengono sia nazionali che poi anche corsi che provengono da finanziamenti internazionali.
Quindi insomma questa è un po' la suddivisione macro del nostro lavoro ed è il motivo per cui non si può riferirsi ad un responsabile di un centro formativo non soltanto come un dirigente scolastico, ma più come un manager. C'è un aspetto molto manageriale del nostro lavoro, infatti noi dobbiamo riuscire ad essere un po' dappertutto, tracciare un tracciato, tracciare una strada con degli obiettivi che siano a lungo termine, che guardino al futuro e cercare di farlo però insieme a delle persone che lavorano con noi, e questo è molto importante. E quindi anche grande capacità di gestione di un team. È la cosa più importante di tutte probabilmente. Ovviamente sì, la relazione con i ragazzi, con gli studenti e l'educazione che dobbiamo mettere nel nostro percorso formativo riguardo ai ragazzi, però il team, la gestione delle persone che lavorano nei centri di formazione professionale è di primo ordine, perché senza una squadra affiatata che collabora per l'ottenimento di quegli obiettivi, che deve aver chiara davanti a sé gli obiettivi, perché se io avessi fissato degli obiettivi però non riuscissi a condividerli con le persone che lavorano con me, non andremo da nessuna parte. È necessario che tutti crediamo nella stessa direzione e guardiamo nella stessa direzione. È proprio come la gestione di una piccola impresa. Di un'impresa, infatti sì, è un'impresa. Quindi un ruolo direi estremamente complesso e variegato in termini quantitativi e qualitativi, perché garantisci sia la qualità del servizio che la quantità, quindi gli obiettivi anche in termini di fatturato di budget. Infatti i centri di formazione professionale tra gli obiettivi hanno ovviamente anche il raggiungimento di alcuni budget e questo soprattutto per ciò che riguarda l'area adulti. Nella formazione iniziale la cosa è un po' diversa e si svolge in maniera diversa, però lì invece l'importante è che si riescano ad ottenere sempre i corsi, che quindi i nostri ragazzi riescano ad arrivare da noi, che ci conoscano e che ci vedano come un punto di riferimento nel panorama dell'orientamento scolastico. Quindi anche nelle relazioni esterne? Nelle relazioni esterne con il territorio. È di fondamentale importanza il rapporto con il territorio. Allora, noi dobbiamo sempre rivolgere la nostra attenzione a quella che è la nostra direzione generale, che è regionale per i centri di formazione professionale, però poi è di fondamentale importanza il rapporto che abbiamo nei territori dove sono situati i nostri centri con amministrazioni, istituzioni, quindi a livello comunale, provinciale e ovviamente poi associativo, cooperativo, perché è molto importante anche ad esempio per i nostri ragazzi avere dei sostegni che provengono dall'esterno con progetti speciali, progetti alternativi che li aiutino e li supportino non soltanto nel percorso formale che loro devono fare, ma anche con delle attività diverse, insomma, che possano farli diventare uomini e donne del domani. Ecco. Certo, e perché il territorio sia a conoscenza delle opportunità che possiamo offrire. Esatto, il territorio Tutto questo lavoro lo fai da sola? No, come dicevo prima, appunto c'è una grande squadra, anche perché poi molto spesso noi ci dividiamo anche tra più cose e quindi dobbiamo avere una squadra ben formata che ci segue e che però ha anche una grande autonomia. A me soprattutto piace tantissimo che le persone con cui collaborano siano autonome nelle loro linee che devono seguire, devono conoscerle per seguirle insieme a me, e questo è molto importante. A me piace sempre fare degli appuntamenti settimanali in cui condividiamo le cose che ci sono da fare, ma non solo quelle del quotidiano, che poi è ovvio che tutti quanti ci dobbiamo confrontare anche con le necessità e i problemi quotidiani, che vanno da capire come funziona una saldatrice, cosa che io prima non conoscevo assolutamente, a come e a che cosa serve in cucina per il menù che i ragazzi devono fare, ma poi dobbiamo invece guardare alla progettazione a lungo termine, e per fare questo è necessario avere la squadra. E quindi la squadra è formata da delle persone che... Sì, la nostra squadra si forma di un tutor, un coordinatore, un tutor e poi dai formatori, e quindi ecco. Quindi il tutor che ruolo ha all'interno di un ente di formazione professionale? Sì, allora diciamo che il tutor, come dicevo prima, forse è la figura che ha più autonomia di movimento all'interno del territorio per la costruzione e la proposta anche al responsabile dei progetti, delle attività da percorrere insieme.
ed è anche un filtro, un importante filtro tra responsabile, formatori e poi nel caso della formazione iniziale degli studenti e delle famiglie. E da noi ci sono appunto 2 tipologie di tutor, i tutor dell'area giovani e i tutor dell'area adulti, e si muovono in questa maniera, con questo modo di fare comunicazione. Quindi il tutor dell'area giovani ha come primo incarico quello del rapporto con i formatori e con le famiglie e con i ragazzi, mentre il tutor dell'area adulti deve collaborare con il territorio per riuscire a costruire il corso che poi sarà portato. Ed è il primo riferimento, degli allievi adulti che si rivolgono dell'utenza a noi. esterna, certo. Quindi grande capacità di problem solving per il tutor. Tanta. E tanta pazienza. Tanta pazienza, perché gli imprevisti ci sono tutti i giorni. Però direi anche che è insito in questo ruolo una capacità innovativa. Cioè il tutor lavora non solo con una capacità di problem solving e quindi risolve il problema, ma lavora nella sua quotidianità anche per prevenire i problemi, e quindi in un ambito, in un modo innovativo. Grande capacità di ascolto. Molta capacità di ascolto. Perché che siano ragazzi o che siano adulti, sono tutte persone che hanno necessità di avere la nostra attenzione. Esatto. E poi direi che l'abbiamo citato prima, chi abbiamo? Abbiamo i formatori, ma allora... Colonna portante della formazione professionale. La colonna portante, è vero. Ditelo a grande voce. E allora anche a te, Giulio, chiedo questa cosa: perché sei un formatore e non sei un insegnante? Allora, a parte che mi piace più la parola formatore e non insegnante. L'insegnante è quello che mi ha permesso di essere qui oggi, quindi il classico insegnante nell'ambito culturale, quindi studiando le materie culturali. Io non mi reputo un insegnante perché il mio lavoro si basa su, oltre l'esperienza professionale nel mio campo della ristorazione, ma si basa su più livelli, okay, più dinamiche. Intanto rinnovo il buongiorno, scusatemi, a tutti quanti. Io ho sentito con molto piacere Alessandra e quello che avete appena detto. Sono in linea con quello che dite, e oltretutto a riguardo di staff, ecco che il formatore deve essere un filo conduttore con il proprio dirigente, okay, il proprio manager, perché la vision e la mission della situazione della sede in cui siamo, la nostra azienda poi sul territorio è dislocata in più città, quindi le dinamiche di ogni città sono diverse, quindi il filo conduttore, se è comune, nel più delle possibilità, non si deve spezzare, ok? Per poi arrivare al progetto finale. Non mi reputo un insegnante perché appunto sul mio territorio, Isola della Scala, quindi in provincia di Verona, e poi arrivando anche alla nostra città di Verona, mi permette di essere formatore in classe laboratoriale, conoscere gli allievi, avere le capacità relazionali di un laboratorio con 20 allievi contemporaneamente, e quindi capire una miriade di dinamiche che accadono in un laboratorio dove, con tutto rispetto a tutti gli altri settori che possono essere l'elettronico, il meccanico, manutentore e quant'altro, il mondo della ristorazione, ahimè, ha delle dinamiche di accuratezza, perché i nostri allievi da quando arrivano dalle medie fino ad arrivare al nostro ultimo anno dove si diplomano, utilizzano coltelli, utilizzano macchinari pericolosi, c'è un attimo di dover fare attenzione, e questo è la capacità del formatore nella nostra azienda di capire fino a che punto riusciamo a spingere gli allievi a diventare autonomi, ok? C'è una cura, poi anche la cura di gestire la parte, permettetemi il termine, la parte sentimentale degli allievi, perché noi abbiamo a che fare con delle figure
soprattutto nell'area giovani, ok? Abbiamo delle figure che stanno crescendo con noi. Noi li vediamo bambini, ok? Permettetemi il termine, io li chiamo i piccoli cuccioli, quando arrivano, fino ad arrivare, tra virgolette, gli adulti del futuro, che entrano nel mondo del lavoro. E da lì all'interno abbiamo tutte le dinamiche, innamoramenti, non innamoramenti, no? Spingerli a fare il mio lavoro, ok? Che ricordo che il nostro lavoro è, noi lavoriamo quando gli altri si divertono, e sempre nell'ambito del mio lavoro, del formatore, c'è anche questa figura che l'ha appena accennata Alessandra, il tutor. Io sono tutor formativo. Cosa significa tutor formativo? Non sono altro quella figura dove gli allievi si appoggiano a me, l'azienda si appoggia a me e io mi appoggio all'azienda contemporaneamente per far filtro delle decisioni e degli appuntamenti che dobbiamo ottenere nel momento in cui l'allievo va a fare un tirocinio aziendale o lo stage, quindi ho i rapporti con le aziende. Quindi giustamente, come diceva Alessandra, abbiamo il rapporto con le aziende, abbiamo il rapporto con il territorio. Deve essere una collaborazione comune, una collaborazione continuativa, e uno degli esempi che porto sempre avanti con me, che loro conoscono bene, è il rapporto di collaborazione che teniamo con il comune di Isola Scala e l'ente Fiera, quindi il rapporto anche lavorativo per organizzare eventi, organizzare la nostra mitica Fiera del Riso, che ospita una miriade di persone in poco tempo, e quindi mantenere tutti questi connubi per un fine ultimo, cioè la mission del nostro lavoro. Il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, esatto. Permettere a questi ragazzi di essere pronti con le competenze giuste, permettere a questi adulti di avere le competenze per il mondo del lavoro e dare un'opportunità, una prima opportunità ai ragazzi e forse una riopportunità, quindi permettiamo ad alcuni adulti di ritrovare una strada nuova. Certo, perché noi li mettiamo anche subito in campo, già dal secondo anno, li mettiamo in campo già nel nostro settore, e non solo nel campo che rimane laboratoriale, ma anche di competenze trasversali, perché noi arriviamo con allievi di 18 anni che possono avere anche delle buone competenze di problem solving, perché purtroppo tutti i lavori dobbiamo avere competenze di problem solving, perché le dinamiche lavorative sono delle miriadi di problematiche e dobbiamo essere in grado di risolverle. E quindi un formatore si occupa anche di comprendere dall'allievo che ha di fronte quali sono e quale può essere il giusto ambito lavorativo in cui deve essere inserito. Sì, il lavoro che facciamo nella nostra azienda comprende anche la visione dell'allievo, se è più adatto per fare quel tipo di lavoro, l'altro, le tre tipologie. Adesso se io riporto quello che mi riguarda da vicino, se è più portato alla cucina, se è più portato alla sala, quindi il rapporto anche di sala, il rapporto di dialogo con il cliente, la comunicazione o il bar. E allo stesso lì ci troviamo nel campo della comunicazione, che se devo spezzare una lancia, la stessa comunicazione che noi insegniamo, perché in cucina se non c'è comunicazione il lavoro non va avanti. Porto avanti quello che ha detto Alessandra, lo staff, una linea comune, un'unica macchina che gira, un motore unico che deve far funzionare la macchina. Quindi un formatore direi che deve avere grande passione certo, e grande amore. Certo, e di questo, guarda, vi ringraziamo tutti i giorni. Grande passione, grande amore, ma anche direi tolleranza allo stress, capacità forse anche di saper gestire i propri sentimenti. Mi posso immaginare anche momenti in cui i ragazzi non sono sempre così tranquilli. Allora, te l'avevo già accennato in un nostro incontro che tu mi hai visto lavorare, ho stuzzicato. Allora, tu mi conosci, Sara. Allora sì, è un lavoro di stress, sì, però di grande soddisfazione, perché il nostro intento, io parlo di me e dei miei colleghi, che quest'anno, come sappiamo, ho avuto l'opportunità di collaborare con dei colleghi di altri centri,
la soddisfazione di vedere un ragazzo che si realizza, come quello che nel mio intervento di ieri qui, un mio ragazzo che si è realizzato e che lavora nel ristorante, in un ristorante famoso stellato di Verona, ok, per me la soddisfazione, cioè io camminando non tocco nemmeno il suolo, il pavimento, ok? Questa è la funzione di noi formatori. Ecco, mi soffermo nel dire, come lo dico sempre ai nostri ragazzi, ma questo equivale anche per noi adulti, visto che Alessandra prima ha accennato all'area adulti, no? Noi ci occupiamo anche dell'area adulti e io a Isola sono, assieme alla mia collega, anche l'operatore, chiamiamoci così, il formatore per l'area adulti. Dicevamo, un adulto che si cimenta per reintegrarsi nel mondo del lavoro è più difficile di un ragazzo, io l'ho provato in passato, ok? È proprio vero che il lavoro nobilita l'uomo e la donna, ok? La collaborazione di lavorare con uomini e donne, non ci siano discriminazione, non ci sia discriminazione di alcun genere, ma soprattutto il formatore deve avere, oltre alla pazienza, entrare in punta di piedi, avere l'umiltà, il rispetto e, come devono avere gli allievi, la voglia di fare, perché se mancano queste tre tipologie non ha senso portare avanti questo progetto con i ragazzi, perché poi alla fine noi diventiamo, essendo che, parlo negli ultimi anni, ci sono studi dove c'è grossa difficoltà di comunicazione nelle famiglie, oltre alla difficoltà economica che si sta evidenziando negli ultimi anni, anche i media lo stanno notando, sottolineando, noi diventiamo dei punti fermi del ragazzo, o dei ragazzi che per loro, non dico di essere il supereroe, ok, l'Iron Man della situazione, però loro, a parole loro, mi dicono: io sono diventato, anche il ragazzo di ieri, mi ha lusingato perché io sono diventato quello che sono grazie al mio prof, perché non solo, ecco, il formatore non deve essere solo quando va tutto bene, si vede quando uno è un formatore, quando ci sono le difficoltà, quando l'allievo vuole mollare, quando non riesce a scavalcare quel piccolo muro che magari tante volte i muri dell'ostilità ce li creiamo noi. E l'allievo a 14, 15, 16, 17, 18 anni di muri è un muratore eccellente, ok? Quindi dobbiamo essere pronti lì. E in questo quanto conta anche la relazione con le aziende? Tantissimo, tantissimo, perché le aziende si fidano di noi, che ci conoscono. Io per esempio, la mia professione è da 37 anni che la faccio, le aziende si fidano di noi perché le aziende comprano a scatola chiusa, a meno che magari non vedono l'allievo per altri motivi, ok? Però tendenzialmente l'80% delle aziende con cui collaboriamo, e continua la collaborazione, una volta che comprano a scatola chiusa si fidano un po' di noi tutor, perché loro, in base alle loro richieste, io devo filtrare in laboratorio chi può andare da loro. È ovvio che anche c'è una premessa dove, e questo mi piace tantissimo, verso la fine del percorso da noi facciamo una comunicazione privata con l'allievo, quindi facciamo capire l'importanza del percorso che sta facendo e di non prendere tutto sotto gamba, quindi di lavorare. E come dicevo ieri nel mio intervento, io dico sempre agli allievi che voi siete i biglietti da visita di voi stessi, ok? Volere e potere. Io ho un mio carissimo direttore della nostra azienda che ce l'ho nel cuore, che fa lo stesso mio lavoro, ha fatto il mio stesso lavoro. Io non lo sapevo, mi ha raccontato che il nostro mitico, che ora non c'è più, Gualtiero Marchesi, il mio mentore, io l'ho conosciuto, e oltre alla passione che avevo di cucinare da mia mamma, poi vedendo lui, il suo braccio destro dovrebbe chiamarsi Paola Bowman, ed è stata la nostra prima allieva del percorso di ristorazione di Feltre, ed è arrivata ai piani alti della cucina. Quindi volere e potere dipende solo da noi. Sono grandi soddisfazioni. Il tutto, come dicevamo prima, con un grande spirito di squadra, perché il formatore non fa niente da solo se non insieme al team dei tutor o dell'area adulti o dell'area giovani, e ovviamente al responsabile della sede.
pienamente d'accordo. Però ci sono anche delle altre ruoli che aiutano, che agevolano, che supportano Sì. le attività che vengono fatte nelle sedi. Esatto. E sto pensando alla direzione generale, quindi a Certo. tutti quegli uffici che aiutano il processo. Proviamo un po' a vederli, no, insieme. Allora, partirei da quella che può essere definita in un'azienda di produzione la spinta commerciale, e quindi quello che per noi è la progettazione. Noi partiamo, tutti gli enti di formazione iniziano il loro percorso nel mercato con una progettazione che risponde a un bando, o una progettazione che può essere per un cliente che richiede un servizio. È sempre una progettazione. E quindi proviamo a partire da lì. Di cosa si occupa l'ambito della progettazione? Cosa fa l'ambito della progettazione? Allora, progettazione, ad esempio io ti parlo della consegna, ok? La progettazione nel mio campo di un catering, ok? Nel mio campo progetta tutte quelle situazioni nell'ambito nazionale, cioè del nostro territorio. L'azienda ci richiede la progettualità di un evento, ok? E quindi abbiamo questo staff, come dicevi tu, della direzione generale, che si occupa di tutta la parte burocratica, ok? Si occupa della parte burocratica, si occupa di tutti i dettagli, anche perché quando noi usciamo dal nostro nido, diciamo, i ragazzi devono essere completamente assicurati, devono essere protetti in qualsiasi momento e lungo il percorso, perché poi noi ci spostiamo, possiamo spostarci anche oltre il nostro territorio, e quindi questa dinamica è... Quindi abbiamo rispondiamo a bandi, dicevamo anche prima, Esatto. vero Alessandra? Nazionali, internazionali e poi finanziati diretti o indiretti. I finanziamenti sono di diverso genere, però noi la maggior parte della nostra attività la svolgiamo all'interno di bandi progettati dall'ufficio progettazione. Quindi una delle figure più importanti in un ente che si occupa di formazione professionale è sicuramente quella del progettista, quindi la persona che lo ricerca il bando, te lo presenta, te lo propone. Dopo molto spesso sono anche le stesse sedi, gli stessi responsabili che dicono: ho visto questo bando, mi piacerebbe parteciparvi, però lo facciamo grazie a loro. e lo fanno in Sì, coprogettazione, esatto, in quindi coprogettazione. lavorano insieme. Molto spesso anche tra sedi, perché magari può essere capofila di un determinato bando la sede di Isola della Scala e Rovigo, Portoviro far da partner, delle volte il contrario, o comunque delle progettazioni regionali, ecco. Ma assolutamente sì, poi anche il coinvolgimento dei comuni, perché i bandi, partiamo dalla progettazione e quindi la comunicazione che ha la sede con i comuni, quindi da una sede unica, che per noi è il nostro capostipite, e scendere poi a piramide sui vari comuni dei nostri centri. Quindi un progettista si occupa di scrivere, rispondere al bando, scrivere e rispondere al bando in collaborazione con le unità operative. Di E solito in 4 giorni. Anche in un meno. tempo brevissimo, Anche, se lo richiede anche meno, se si richiede anche meno. molto velocemente, e quindi si occupa anche un po' di fare sintesi, no? Fa una sorta di mediazione organizzativa Di tutti del i partner territorio. che vengono a sedersi attorno a quel tavolo per quel progetto particolare. Poi noi abbiamo 2 uffici di progettazione, possiamo dire così, uno che si occupa appunto di tutta la parte dei progetti finanziati da regione e dal nazionale, e un altro che è quello invece dell'area internazionale. Sì, però volevo anche aggiungere che il nostro ufficio progettazione è quello, lo possiamo definire di nostro disciplinare, ok? Perché se vogliamo essere uno staff unito, la progettazione ti dà le linee guida, scusatemi, e tutti dobbiamo scegliere e andare verso quelle linee guida, perché se ognuno ci muoviamo autonomamente verrebbe fuori un caos. Quindi chiamiamolo proprio il nostro disciplinare, ok? Sì, è vero Alessandra, il nostro bando internazionale
abbiamo appena terminato un progetto nel quale mi vede anche direttamente coinvolto, che è l'I-Foster, quindi lo spreco alimentare, il taste, il recupero alimentare, quindi la cucina circolare. Abbiamo partecipato a questo bando con alcuni stati europei, quindi Spagna, Portogallo, Malta, Italia e se non erro anche la Francia, se non sbaglio, in cui abbiamo fatto anche una gara contro la Francia, contro i nostri cugini d'Oltralpe, e a mio avviso da tecnico, questo parlo in maniera tecnica, è stato un bellissimo progetto, perché a livello di food cost, a livello di spese e quant'altro laboratoriali e non, è molto importante dare un valore aggiunto agli allievi, di far capire il processo della cucina circolare, ok? Quindi il non buttare, non evidenziare il rifiuto e non fare di alimentare la parte dove buttiamo, anche se potrebbe essere ancora edibile. Quindi delle procedure, dei processi, quindi anche qui torno a dire, c'è stato uno staff ampio di tutta ENAIP che si è incontrato, ha messo sul tavolo le proprie idee, la propria esperienza, e poi insieme all'Università di Pavia abbiamo appunto proseguito con questo concetto laboratoriale di dati, studi, statistiche, e che sino via piano piano siamo partiti noi in sordina, sino ad arrivare poi ad alcuni ristoranti che hanno partecipato nel progetto con noi, quindi arrivare proprio sul campo del territorio e far vedere al ristorante che se tu lavori in quella determinata maniera puoi avere dei giovamenti. Coinvolgendo gli allievi, esatto, che sono giovani ma che sono anche gli adulti. Diventa un po' un modo di lavorare al giorno d'oggi in un mondo in cui la sostenibilità è la parola d'ordine per poter andare avanti. Agenda 2030, sostenibilità, ma se voglio dire, se noi andiamo a sensibilizzare gli allievi, se noi partiamo dalle fondamenta, è vero che poi l'allievo quando entra in azienda e magari l'azienda lavora in quel determinato modo, il gioco è fatto. Il gioco è fatto, non deve partire da zero. Quindi per gli allievi lavorare in questa maniera qua per me è sempre un valore aggiunto. Perché diventa un cambio culturale per tutti. Infatti siamo all'interno di un padiglione che si intitola About Change, ed è di fondamentale importanza che tutte le persone che lavorano nella formazione professionale e anche gli stessi studenti che sono con noi si sentano parte attiva di questo cambiamento, e l'area internazionale ci dà proprio questo di sviluppo, ci dà la sensazione che stiamo strutturando dei progetti, stiamo facendo delle cose che porteranno al cambiamento e ad aiutarci sempre di più nei macro temi che sono quelli poi insomma dell'Agenda 2030 della Comunità Europea, e quindi la sostenibilità è uno di questi. Infatti un altro progetto di cui siamo partner in modo attivo sulla sostenibilità e diversità nei sistemi della ristorazione, l'ho detto in italiano così, bravissima, così ce la siamo giocata. Brava, ti stavo aspettando in inglese. No, ed è un altro progetto molto interessante che ci sosterrà nella valutazione dei sistemi di sostenibilità nei nostri centri, proprio nella ristorazione. Quindi diciamo che la ristorazione è uno degli ambiti in cui siamo sicuramente più attivi anche nell'area internazionale, e adesso siamo partecipi con il Belgio, la Spagna e noi di Italia, e verranno questa settimana i nostri peer partner qui a Conegliano, e noi torneremo in Belgio e poi andremo a Valencia per vedere nelle scuole come funziona la sostenibilità, per confrontarci con gli altri e capire quali sono anche le best practice poi da portare nei nostri centri, e la stessa cosa faranno loro, per dare a tutta Europa, perché poi l'obiettivo finale di questo progetto è quello di dare a tutta Europa, a tutti i centri di formazione professionale, lo stesso metodo di valutazione nella sostenibilità e nella diversità, perché se non ci unifichiamo da questo punto di vista continueremo a correre su strade diverse e non raggiungere l'obiettivo, insomma. Vero, le cose si fanno sempre tutti assieme, e quindi un progettista deve avere anche una grande capacità di, dicevamo prima, di sintesi, ma anche di
raccogliere le esigenze territoriali se lavoriamo nelle sedi, piuttosto che le esigenze ancora di più in ambito europeo, per riuscire a metterle insieme al sistema. Ok, ma una volta che noi abbiamo vinto questo bando, a quel punto qualcuno dovrà acquistare del materiale? Sì, il nostro ufficio acquisti, Purtroppo sì. i nostri buyer Se lo acquistano. Sì, se lo acquistano. E comunque Attenzione. sempre con piccole somme, Sì, sempre la cosa che costa meno. Esatto. Però dai. Strano che non si veda più quella persona, È figura che era qui con scappato. noi. Era qui. No, esatto. Allora, un centro di formazione professionale, proprio perché è una piccola azienda, una piccola media azienda, ha al suo interno l'ufficio acquisti. Nell'ufficio acquisti ci sono dei responsabili, delle persone, ognuno di solito ha qualcuno dei centri, qualcuno delle sedi di cui si occupa direttamente. E come funziona la catena? Dalla sede il tutor formativo, il referente di laboratorio, di ristorazione, piuttosto che di meccanica, piuttosto che di acconciatura o estetica, fa una lista del materiale che gli serve. Il responsabile, come dicevo prima, ormai è diventato, capisce cosa sono gli elettrodi e capisce cosa sono, insomma, i torni e le cose che servono per qualunque ambito, l'olio motore, l'olio per friggere, qualunque cosa. E dice: bene, ufficio acquisti, mi servono queste cose. L'ufficio acquisti ha una capacità molto importante, che è quella sia di avere un potere d'acquisto forte, perché compra da magari la stessa azienda per tutti i centri in cui lavoriamo, e quindi ovviamente il potere d'acquisto si accresce, ma ha anche un'altra competenza, che è quella di poter vedere le peculiarità del territorio. Quindi ad esempio a Porto Viro, dove c'è il mare, dove c'è il delta, sicuramente se la nostra ristorazione deve fare un progetto che riguarda, ad esempio adesso sto pensando a un progetto che abbiamo fatto sulla garanzia giovani nel settore del littico, l'ufficio acquisti mi dice: compra le cozze, non le compro io le cozze, no? Ecco, quindi c'è sia un acquisto che viene fatto sul territorio con i partner territoriali, Valorizzare il chilometro zero. valorizzare il Ok, chilometro zero, valorizzare. perché se parliamo di sostenibilità poi non Certo. dobbiamo andare a comprare le cozze in Certo. Spagna, ma allo stesso tempo appunto anche il grande potere d'acquisto di comprare magari dalla stessa azienda per tutti i centri altre tipologie di materiali. Quindi ecco. Quindi una persona che lavora all'ufficio acquisti, sentivamo prima, ente di formazione, tanti settori diversi che vanno dalla meccanica all'estetica, alla ristorazione. Quindi una persona che lavora all'ufficio acquisti negozia dall'olio del motore alla cancelleria, quindi una grande capacità tecnica, Negoziale, esatto. e anche poi forse negoziale con le sedi, perché poi deve relazionarsi con chi sta in sede. Soprattutto con le sedi, sì, certo, anche perché appunto adesso ad esempio nella nostra azienda sono 18 le sedi, quindi il responsabile dell'ufficio acquisti deve parlare con tutti e quanti i vari responsabili e contrattare con i vari responsabili: a te oggi compro questo, a te domani compro quello. E come è capitato a me, il responsabile che chiede l'acquisto, il responsabile del laboratorio, deve essere più dettagliato possibile, Sì, perché è vero. fondamentale Questo questo. è fondamentale. Certo, perché non possiamo essere tuttologi e sapere tutto. Infatti. E quindi se noi abbiamo un ufficio acquisti e compriamo, poi a un certo punto dovremo anche avere un ufficio che si occupa di tutti gli aspetti amministrativi. Certo. Però un ente di formazione professionale non ha solo l'amministrazione in termini di contabilità, come normalmente siamo abituati a ricordarla, ma ha anche un altro ambito, che è quello della rendicontazione. La rendicontazione, sì. Diciamo che la rendicontazione è l'obiettivo finale di tutti quanti i nostri progetti, però è un obiettivo finale che si struttura nelle varie fasi della progettazione. Infatti tutti quanti noi dobbiamo essere sempre consapevoli di tutti i movimenti che facciamo a livello contabile, per poi avere la documentazione corretta da dare all'ufficio rendicontazione.
anche solo un euro sbagliato ci può giocare l'intero progetto, e quindi è fondamentale la comunicazione anche con l'ufficio amministrazione e contabilità e la rendicontazione, che poi alla fine si trova a dover riagganciare tutti i fili di quel progetto, e non è semplice, perché molto spesso sono progetti che durano anche più di un anno, quindi i documenti che si accumulano sono moltissimi, e quindi la necessità qual è? Quella di mantenere la comunicazione sempre attiva tra il primo pezzo di progetto, quindi la progettazione iniziale, e l'ufficio rendicontazione. Come una silenziosa anima presente La ciliegina. che accompagna Esatto. lungo tutto il percorso, Sì. garantendo correttezza, Deve essere rintracciabilità, tutto perfetto. quindi grande capacità di analisi per chi lavora. I nostri sono tutti fondi pubblici, quindi come tali devono essere trattati, cioè l'obbligo di essere lineari e insomma assolutamente essendo azienda, mi viene da dire, il nostro sistema di qualità. sistema di qualità. Questo è il nostro sistema di qualità che abbiamo, e ci permette anche di fare un percorso continuativo, e quindi se ci sono delle varianti, ecco che questo sistema ci permette di rientrare, perché non è facile tenere i conti fino al nostro anno, dall'inizio alla fine del nostro anno, Soprattutto in progetti lunghi, anche 2-3 anni. Bravissima, esatto, e soprattutto magari più progetti, perché essendo 18 sedi, magari non tutte le sedi magari sono coinvolte nello stesso progetto, ma più progetti. E i nostri operatori all'ufficio amministrazione devono saper lavorare con 18 sedi, Bravissima. e quindi con la complessità che aumenta anche rispetto ad una relazione che è con un collega di lavoro che non è alla scrivania a fianco, Bravissima. ma che deve produrre dei documenti E che magari non condivide alcune idee, E e che- quindi alle volte e che deve adattarsi. esatto, Mettiamola così. e farlo capire in maniera corretta, insomma capirsi, perché come dico sempre, magari sono ripetitivo, il progetto è quello, dobbiamo arrivare là, quindi la strada è una, possiamo avere delle corsie parallele, ma per fare l'esempio sciocco, se partiamo da Verona e andiamo a Venezia, il casello è quello, cioè non è che in autostrada non ci sono vari punti per arrivare, si arriva tutti a quel casello. Certo, e si arriva tutti assieme. Brava, esatto, È una esatto. Ma allora, se siamo tutti assieme e parliamo di persone, ci sarà anche un ufficio risorse umane? Certo. Attento Giulio, attento. Attento, le risorse umane, che in particolare c'è anche qualcuno che mi fa delle gesta dietro le quinte, perché vorrei un attimo, se mi permetti Sara, prima di parlare delle risorse umane che sono fondamentali per la nostra azienda, ok? Partiamo dal presupposto che le risorse umane sono fondamentali, perché altrimenti senza l'ufficio risorse umane non avremo gli staff che abbiamo. Senza le risorse umane, che sono il Assolutamente vero sì. patrimonio della Sì, nostra azienda. Ma lì dobbiamo andare sul delicatino, ok? Ma prima di arrivare alle risorse umane sappiamo benissimo che abbiamo anche un ufficio comunicazione, ok? Stai cercando di cambiare. Vuole cambiare discorso. Stai cambiando discorso. C'è Sta cercando di cambiare c'è discorso. qualcuno che abbiamo un ottimo, no, diciamo ottimo, dai, ok, dai, no, stanno facendo delle gesta, no, comunque, oltre alle risorse umane, è vero, con tutto quello che abbiamo detto, abbiamo anche un ufficio comunicazione, che tu che lavori nella nostra sede generale, ok, conosci meglio di chiunque altro, ok? E devo dire, come azienda, ok, quindi core business aziendale, abbiamo parlato di vision, abbiamo parlato di mission, ma se non aggiungiamo il marketing lì facciamo poco, ok? Il E marketing, siamo perfettamente d'accordo. se noi lo guardiamo attorno a quello che ci sta attorno, il marketing, diciamo il core business nostro, e la comunicazione è fondamentale. Assolutamente. vero, Comunicazione, organizzazione degli eventi, infatti ad esempio anche il luogo dove siamo oggi è uno degli eventi che per tutto l'anno il nostro ufficio comunicazione organizza, e quindi anche su questo c'è un'importanza della rete, perché anche in questo i centri
si mettono in comunicazione con l'ufficio comunicazione e marketing e insieme organizzano l'evento. Questo anche per strutturare nella stessa maniera la comunicazione di tutti i centri di formazione professionale, così che usciamo con la stessa pubblicità, gli stessi slogan. Insomma, è molto importante avere questa uniformità per farci vedere come una grande azienda, come siamo. E non solo, anche tutta la parte social, perché stamattina sono andata a guardarmi gli aggiornamenti, ormai siamo arrivati a più di 21.000 like sulla nostra pagina Facebook, e io devo dire che è meraviglioso quando sei all'interno dell'ufficio di direzione della comunicazione. C'è una cosa dove praticamente ogni volta che qualcuno mette un like sulla nostra pagina Facebook gira il contatore dei numeri che ci fa capire quanto stiamo diventando sempre più grandi, e questo è meraviglioso. Click. No, è Esatto. molto bello, è molto bello. No, beh, è vero, però. E qui vorrei tornare alla prima domanda, ok? Esatto, non scappi mica, sai. No, ma di cosa si occupano le risorse umane? Allora, le risorse umane, secondo me, come ho anticipato, il mio punto di vista è fondamentale, perché l'ufficio risorse umane è quello che ha l'opportunità, dai, perché tu hai appena detto, Sara, dobbiamo avere le risorse umane, quindi traccia quel profilo, chi si occupa di risorse umane deve tracciare quel profilo di quanto abbiamo parlato io e Sara fino adesso, quindi la passione e le competenze trasversali con gli allievi, traccia il profilo di prendere una figura come quando io ho conosciuto ENAIP, quando ho conosciuto la nostra azienda e mi hanno inserito in questo progetto di vita, perché il nostro risorsa umana deve fare ingrandire e deve far diventare da un allievo un adulto. E deve far crescere l'azienda. Esatto, e deve far crescere l'azienda soprattutto. E devo dire che valorizzare le risorse umane di questi anni è veramente complesso. Si rincorrono nuovi bisogni, si cerca di interpretare nuovi bisogni e si cerca di dare risposte a nuovi bisogni. Il tutto all'interno anche di una cornice di correttezza giuridica e amministrativa, ovviamente. Allora, le capacità che deve avere anche le risorse umane, una volta che a livello poi contrattuale arrivare e inserirlo nell'azienda, perché io vedo sempre le aziende, come anche la nostra, come una grossa ruota con tutti i raggi, che sono i raggi che fanno stare dritta la ruota, e queste sono le persone e che gira vorticosamente. Noi quando entriamo in un'azienda nuova dobbiamo collocarci in mezzo a uno di questi raggi e diventare un raggio portante, perché la ruota deve continuamente andare diritta. E la comunicazione è fondamentale, cioè la ricerca della risorsa umana, e quindi di verificare che questa risorsa umana che viene accolta in azienda, ok? Non so se accogliere è il termine giusto, però diciamo accolta. È un buon termine. Ok. Sì. Deve avere la capacità comunicativa in tutti i campi aziendali, perché secondo me, io che lavoro qui a Verona, quindi siamo a un po' di chilometri di distanza, magari in alcuni casi la nostra azienda, la sede generale, è sempre vista come una cosa, una cima, una montagna inarrivabile. Io che ormai mi conoscete da anni, frequento e vivo gli uffici della nostra sede generale, non è così effettivamente, ok? Ci possono essere idee diverse, ok? Condivisioni diverse, ma fondamentalmente si lavora per un unico scopo, ok? E l'importante della risorsa umana che noi accogliamo deve avere una cosa sola: chiedere lecito, rispondere a cortesia. Questo è, secondo me, alle basi dell'educazione, alle basi cioè l'esigere non va mai bene, certo. Ok? Riprendo un secondo la metafora che hai fatto prima della bicicletta e dei raggi, mi piace moltissimo, e aggiungo che è importante saper collocare quel raggio nel punto giusto, Certo. cioè saper capire
non solo cosa sa fare una persona, perché le competenze di una persona ormai sappiamo riconoscerle, ma sono un po' scontate. Ma io ti interrompo allora, scusami se interrompo Sara, però chi è alle risorse umane deve fare lo stesso lavoro di chi lavora all'approvvigionamento, perché deve capire se è la persona giusta per la ristorazione, deve capire se è la persona giusta per la meccanica, per l'elettronica, per l'estetica, deve capire cosa vuol fare oltre a cosa sa fare. Bravissima. Perché saprà essere la giusta risorsa se sarà collocata nel posto giusto. E io magari concludo questo con una frase che non ti ho detto, non è la prima volta che te lo dico. Molti anni fa una persona mi disse io non discuto su quanto siete professionisti nel nostro settore, chi di uno nell'altro, ma nella nostra azienda un conto è fare professionista e un conto è fare formatore. Certo, che è una cosa ben diversa, è un lavoro diverso. È un lavoro completamente diverso. Completamente. Dovete saper attrarre, cosa che sapete fare, poi far crescere e mantenere anche quelle persone con la crescita sempre costante. Trattenerle, questo, secondo me, saperle tenere molto con noi, importante. saperle far crescere, perché più crescono le persone più cresce l'azienda. Questo è il vero. È proprio così. Sì, perché a noi, io vedo le statistiche del nostro centro di Isola della Scala, tante volte diventiamo un'altra famiglia per questi allievi, anche non solo per gli allievi ma anche per l'area adulti, perché magari ci mandano l'amico, ci mandano la figlia, ci mandano il fratello, e quindi abbiamo questa relazione territoriale che, essendo anche un centro, non una metropoli, abbiamo questo rapporto tra virgolette familiare che io, avendo 2 figli, ho visto in altri istituti, altre aziende, non c'è, sei un numero, e io non tollero a lavorare in un'azienda e essere un numero. Certo, accoglie. Bravissima. E poi diciamo che c'è anche un altro comparto senza la quale ad esempio oggi non avremo lì dietro le vostre risposte, quindi c'è un comparto che è quello dell'IT, dell'information technology, di persone che devono relazionarsi anche con le nostre incompetenze in questo senso. Certo, anche perché tutto quanto il nostro lavoro è sempre più fatto di questo, quindi tutte le tecnologie sono necessarie per la parte burocratica, la parte di progettazione, per qualunque cosa è necessario che abbiamo sempre loro che ci sostengono e che creano le piattaforme giuste, i siti giusti per poterci aiutare e far funzionare la comunicazione, perché poi in realtà, ad esempio, adesso penso al portale con cui i centri di formazione comunicano con le famiglie, e se non ci fossero loro non funzionerebbe nemmeno quello, e oggi non avremmo potuto nemmeno fare questo. Quindi, tra l'altro sono sempre anche quelli più gettonati, perché la maggior parte del tempo è come faccio a collegarmi. Bravissima. Mi ci metto dentro io, perché io dico sempre io cucino bistecche, quindi non di queste cose proprio. E sempre quando ho un webinar, quando ho una convention o quant'altro, arrivo, ecco, non va. Aiuto! E quindi devono avere grande pazienza con noi. Anche perché parlano con persone che non parlano la loro lingua, quindi è ancora di più la pazienza. E soprattutto la reperibilità, devono essere sempre reperibili. Esatto. E adesso glielo chiediamo a Giulio. Ma Giulio, chi ci siamo dimenticati? Manca Guarda qualcuno? che oggi tra risorse umane no, adesso non vorrei, spero che non sia collegato, ok? Per caso l'amministratore delegato di un'azienda? L'amministratore delegato, come in tutte le aziende, anche gli enti di formazione hanno un amministratore delegato che si occupa di garantire il benessere dell'azienda, i risultati quantitativi e qualitativi dell'azienda. Nel nostro caso che siamo un'impresa sociale, soprattutto qualitativi, sociale e qualitativo, quindi tra l'altro di gestire i direttori di gestire i direttori al consiglio di amministrazione, però lo fa sempre con un braccio destro. Sì, esatto, che è il direttore operation. No, che è il suo vero assistente di direzione, che è e anche la Cinzia, sì, certo.
Non dimentichiamoci Non dimentichiamo del nessuno, braccio destro. dobbiamo dire ok? tutti. Quello veramente è il suo braccio destro. Sì, è vero. Bene, adesso proviamo un attimo a vedere se abbiamo risposto alle vostre aspettative. Direi che ci siamo, no? Siamo riusciti a toccarli tutti. Abbiamo Forse ne parlato abbiamo di tutti. detti Di anche più. qualcuno in più. Sì. Quindi forse vi abbiamo anche stupito oggi. Dai, sì, speriamo di sì. Speriamo. Bene, grazie a tutti. Giulio, Grazie a hai voi. da fare. Sì, esatto, adesso vado. Giulio. Esatto. Grazie. Ho visto il logo.